Ma è stata una gara chiaramente veloce. Io ho fatto la scelta tattica di mettermi la muta nei 750 metri in acqua, e un po' perché per il mio fisico l'acqua fredda la sento, un po' perché vai un po' più forte, chiaramente pagando un po' di più nel cambio. È scelta azzeccata perché sono uscito davanti, sono riuscito a restare nel gruppo dei primi in bicicletta, e poi chiaramente sentivo di stare bene a corsa, e ho provato a staccare tutti già subito e cercare di mantenere nella seconda parte di gara a piedi, quindi insomma tutte scelte tattiche che hanno premiato, quindi non posso che essere contento. Una gara tirata fino all'ultimo. Sì, anzi ti dirò, nel pezzo a piedi pensavo di sudarmela meno, a dire il vero. Difatti non mi aspettavo questi ritmi, però quando sei davanti per vincere devi cercare di soffrire il più possibile per portarla a casa, e quindi così ho fatto, insomma. Allora, il nuoto non è andato molto bene, sono uscita quarta penso, ho preso anche tante botte perché c'era un sacco di gente, poi la bici è andata abbastanza bene, penso di aver recuperato un po' dalle 3 davanti, e poi a corsa il primo giro sono partita molto forte e infatti l'ho riprese, solo che avevo un po' paura di essere partita troppo forte, però dopo è andata bene. Sì, veramente una bella giornata, impegnativa, ma intanto col sole. Adesso si è alzato il vento normalmente, come succede sempre a Farra a mezzogiorno e mezzo sul lago, e quindi abbiamo appena terminato con i ragazzini. È stata veramente una bella giornata di triathlon, a cominciare stamattina alle 9 e vedere le ondate di partenza delle 3 ondate di ragazzi fa venire i brividi, perché erano veramente tanti. Oggi hanno gareggiato più di 750 atleti nel nostro lago, e quindi questo veramente è una bella cosa. Vuol dire che i triatleti veneti del Triveneto aspettano questo appuntamento come l'appuntamento dell'anno, e poi si fermano anche qui più di qualcuno a fare le ferie. Qualcuno mi aveva chiesto già se poteva allestire il gazebo già ieri sera, tanto per capire qual è l'ambiente. Quindi siamo qua, pasta party alla grande, da quale si è aggiunto anche pietanze diverse dalla pasta come i gnocchi. Quindi direi veramente molto bene. Adesso in attesa delle premiazioni ancora qualche minuto, e intanto si divertono e prendono il sole e si asciugano le lacrime, non lacrime lacrime di sudore, non lacrime di pianti, perché si è alzata anche la temperatura. Stamattina alle 9 erano 22-23 gradi e ora siamo intorno ai 30. Qui al lago oggi è bellissimo, tante persone, tanto sport, il nostro territorio sicuramente si adatta a questi eventi e porta quella che è la sua realtà, e quindi la voglia di stare insieme praticando sport e accerchiati dalla natura che ha la conca dell'Alpago. Beh, assolutamente sì, atleti, venite qui in Alpago, qui c'è la possibilità di fare sport d'acqua, sport di vento, sport, andiamo in Cansiglio anche a fare golf, abbiamo di tutto, vi aspettiamo. Certo, sicuramente io ringrazio Aldo e i suoi collaboratori che hanno scelto e scelgono sempre qui questa splendida location del lago di Santa Croce per ospitare questa manifestazione in cui partecipano anche alcuni veramente campioni dello sport nazionale. Io sono stato a Parigi nell'estate scorsa a vivere le Olimpiadi, ho incontrato proprio alcuni triatleti, è uno sport massacrante dove ci vuole tanto sacrificio, e quindi tutte le persone che gareggiano in questo sport bisogna dirgli bravi. Penso che sia un luogo ideale dove poter sviluppare queste discipline sportive. Il lago non ci sono parole per commentarlo, ma poi anche spazi per la bicicletta, per la corsa, piste ciclabili, insomma questa è un'area poi che al di là del triathlon è una delle meraviglie del Veneto, e quindi noi ce la teniamo stretta e orgogliosamente siamo pronti a ospitare eventi di questa portata. Tutti quelli che fanno triathlon da qualche anno è una tappa immancabile nel loro calendario, perché Farra del Pago è un posto fantastico, l'ideale per questo sport, dove unisci l'acqua alla terra con il nuoto, la bici e la corsa in un contesto fantastico. Sì, un valore aggiunto, perché vedere sfilare tutte le categorie, proprio come hai detto, dai ragazzini mini cuccioli di 6 anni fino a questo. Oggi abbiamo anche un Master 10, famoso in Italia ma anche all'estero, Gerardo Mercati, che ha 85 anni suonati, ancora fa il triathlon, 86, quindi pensa, mi è sfuggito anche a me. E
Cioè, quale altro sport può vantare una partecipazione così ampia, tenendo presente che i primi di questa gara sono atleti di valore nazionale, se non addirittura internazionale. Quest'anno ho fatto già i campionati mondiali di Winter Triathlon, che sono arrivato primo della mia categoria naturalmente, poi ho fatto anche il multisport a Pontevedra, dove ho guadagnato due medaglie d'oro, quindi sono campione mondiale di duathlon cross e di aquathlon, e poi ho preso un argento nel triathlon sprint road e nel triathlon standard sono arrivato terzo, quindi un bilancio abbastanza positivo, 2 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. E poi ho partecipato a qualche campionato italiano dove ormai sono il più vecchio atleta, diciamo agonista in azione, perché della mia categoria non c'è nessuno. Sono venuto qui perché ero stato qui 2 o 3 anni fa, adesso non mi ricordo bene, mi piace il posto, l'acqua è anche abbastanza pulita nel lago e inoltre insomma sono affezionato alle gare venete, che sono sempre ben organizzate, e mi piace anche la gente qua, insomma. Va bene, raccontaci la tua gara, com'è andata? La gara è andata benino durante il nuoto, discretamente nella frazione bici, ma la corsa purtroppo io ormai ho le ginocchia un po' consumate, sono operato in ambedue le ginocchia di menisco, quindi ho un po' di problematiche meccaniche, però la voglia di fare c'è e quindi la mente ha la prevalenza sul corpo, diciamo. A 86 anni, a parte probabilmente un po' il DNA, ma io non ho mai fumato, non bevo, sì, insomma qualcosina sì, ma non fuori pasto, insomma così, mantengo una dieta e poi mi alleno con le gare, perché ormai è 3 o 4 anni che sono primo nel super rank generale della federazione triathlon italiana, e praticamente mi alleno, ho escogitato questo trucco, mi alleno facendo gare. L'anno scorso ho fatto più di, insomma la mia media sono le 50 gare all'anno tra triathlon semplici, winter e olimpici. Qualche volta ho azzardato il medio, ma con poca fortuna, perché 2 o 3 volte sono riuscito ad arrivare entro i termini, altre mi hanno squalificato, ma insomma non posso chiedere più di tanto. Ecco. Sì, diciamo che più che la terza, quasi la quarta ormai, perché sono entrato nel mio 87esimo anno e quindi devo dire che un po' mi spinge a gareggiare uno spirito agonistico che pensavo di non avere, invece più faccio gare, più, specie quando sono in campo internazionale, mi piace gareggiare con gente che, cioè in Italia praticamente della mia categoria non c'è più nessuno, ma all'estero fra tedeschi, australiani, americani, insomma trovo pane per i miei denti, quindi mi piace essere in un agone. Non tanto per salire sul podio sempre, ma anche per essere competitivo con gli altri paesi, perché rappresento l'Italia. La chiusura della zona cambio. Richiesione di servizio, zona cambio chiusa da questo momento ed è anche...
signore e signori, Gerardo Mercati.